Una bella giornata di sole in compagnia di questo simpatico e giovane Giovincello di una volta, diciamo. quasi adulto. Quasi adulto. Mettiamola così, dai. Senta un po', signor quasi adulto, il nome? Gabriele. Gabriele. Vediamo un po', provi a leggere questo detto in dialetto, questo proverbio. Allora, la minestra riscaldata la sent de fum. De fum. De fum. Allora, questo è un detto che ha a che fare un po' non col cibo, non con la minestra, ma con gli affetti, i fidanzamenti. Secondo me vuol dire che quelle cose ripetute, le solite cose ripetute varie volte, sono come le faville, non contano molto e quindi sono hanno poco sentimento. Lo scopriremo in questa puntata, restate con noi. C'entro anch'io, c'entro anch'io. Amiche e amici, ben ritrovati a Centro Anch'io, nell'8ª sala della Pinacoteca Tosio Martinengo potrete trovare la splendida natività di Girolamo Romanino. Questa grande pala di Romanino proviene dalla chiesa di San Giuseppe, da una cappella intitolata all'Immacolata Concezione della Vergine. Il tema ritorna nella scelta degli elementi simbolici presenti nella composizione, che vede protagonista la Sacra Famiglia. Il pittore sottolinea la purezza della Vergine, concepita senza peccato, ammantandola con un drappo color perla dai meravigliosi effetti cangianti. Collocato al centro del dipinto, il manto si stacca dallo sfondo scuro e attira la nostra attenzione. L'Immacolata Concezione è requisito fondamentale all'incarnazione del Cristo, infatti il manto della Madonna diventa lenzuolo per il bambino, alludendo allo stesso tempo al sudario del sepolcro e anticipando il tema della passione. Bene, oggi abbiamo un proverbio alquanto filosofico. La minestra riscaldata la sende fem. Sabrina, Raffaello, Elisa dicono, non dico chi lo dice, che sei livornese. Non è vero, sono foggiana. Ah, tu sei foggiana, lui livornese. Foggiana Doc. Foggiana Doc. Sì. E che fai a Brescia? È andato anche in Serie B quest'anno il Foggia. Non parliamo di calcio, va. E che fai a Brescia? Niente. Niente. E lui è livornese. Sì, sono livornese. Io sono pisano. Mi dispiace per te. Speriamo non i tuoi avi. Tiene la calma però. Allora, come te la cavi, cara foggiana, con il dialetto bresciano? Ma questo è facile, non c'è molto dialetto, Dai, prova a leggere. La minestra riscaldata la sende fom. A parte l'ultimo fom, che è fomisè, il resto non è malvagio. Che significa secondo te? La minestra riscaldata sa di fom la sua mia. Chi? Di donna, ti hanno suggerito. No, fon donna, fum, è fum. Fum. Il fum che cos'è? Il che cosa? Vento. Che vento, lasciamo perdere, va. La minestra riscaldata la sende fum. Che significato ha secondo lei? Si riferisce alla gnara che sta qui o che cosa? Sì, bravo signor Marenda, ovvero? Insomma, sempre una stagionata, insomma, che lavora lei. Allora, lui mi ha detto non posso parlare in dialetto perché sono meridionale. Ma non è vero, cioè nel senso che ormai da tanti anni stai a Brescia. Sì, sono nato qui, però, allora... però mi sento più meridionale che bresciano. Di che zona? Di Puglia, da Foggia. Pure tu da Foggia? Sì. Ah, poco fa ne abbiamo trovata una da Foggia. Vabbè, senti un po', io ti provo a dire sta cosa, tu mi dici se la conosci. La minestra riscaldata la sende fem. Che significa? Sai tradurlo? La minestra riscaldata sa di Fem. fumo. Bravissimo, scusa il nome? Alessandro. Alessandro si è azzeccato. Riusciresti a dare anche un significato, come dire, filosofico, metaforico? Che no, in realtà no. Non ti saprei. Niente? No. Ah, va bene così. Più che sufficiente per Alessandro. Senta, signora Sabrina, lei come se la cava col dialetto? Non tanto bene. Bresciana lei? Sì? Proviamoci. La minestra riscaldata la sende fem. Saprebbe tradurlo? Presumo che sia la minestra riscaldata sente di fumo. È giusto Sabrina, bravissima. Riuscirebbe anche a spiegare il significato? No. Niente. Sente di fumo? Cioè non lo so. A lei capita di mangiare la minestra? Poi riscaldata mai.
Quindi non sa di fumo. Mi sono viziata. Solo pasta asciutta. Riso? Chiudiamo allora anche questa puntata, la minestra riscaldata, la scène de femme, non c'entrano le pietanze, le minestre, il cibo, si è capito, il fidanzamento, la minestra riscaldata, ovvero un rapporto di fidanzamento, un rapporto sentimentale che si riallaccia, ma el sa de femme, ovvero non avrà lo stesso entusiasmo e così la stessa passione di prima. Grazie per essere stati con noi, alla prossima.